Non un sit-in, ma un sit-car, un corteo di auto che stasera alle 18 percorrerà a meno di 50 km/h il tratto della strada 307 di Cadoneghe in provincia di Padova, dove sono installati i due autovelox che in poche settimane hanno staccato oltre 24.000 multe, accendendo una furiosa polemica. Sono attesi centinaia di multati che esporranno i verbali dai finestrini, ma soprattutto si rischia una pesante congestione del traffico su una delle strade maggiormente percorse alle porte di Padova, anche perché il tratto sarà percorso più volte in ambo i sensi, come in un circuito. Intanto proseguono le azioni di rimostranza. Le più recenti sono un esposto indirizzato alla procura per chiedere di valutare il possibile sequestro degli apparecchi e un secondo esposto diretto alla prefettura per la sospensione delle multe. A muoversi è stata l'associazione di tutela Centro Consumatori Italia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 19 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la protesta dei multati che andrà in scena questa sera a Cadoneghe, nel Padovano. Protestano contro gli autovelox, i due autovelox colpevoli di aver staccato 24.000 sanzioni in poche settimane. Stasera quindi è previsto il corteo lumaca con centinaia di automobili in circuito dove sono stati installati due rilevatori. Appuntamento alle 18, si viaggerà a meno di 50 km all'ora. La notizia sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Serena de Salvador, che scrive: è alto il rischio di mandare il traffico in tilt su una delle direttrici più frequentate alle porte di Padova. Sulla vicenda dei due autovelox, lo ricordiamo, è in corso un'inchiesta che vede indagati i due vigili urbani e che ipotizza la mancata taratura dei due apparecchi. Il 9 agosto poi c'è stato un attentato che ha messo fuori uso i due Velox, i responsabili restano ignoti e attualmente non c'è certezza sul ritorno in funzione. Ne avevamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto, ora voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Ambiente e sostenibilità in Veneto, studiare il clima che cambia. È stato inaugurato a Rovigo il nuovo centro studi sugli impatti dei cambiamenti climatici, voluto dalla Fondazione Cariparo e dall'Università di Padova. Giuseppe Toffoli, vicepresidente vicario della Fondazione Cariparo, dichiara: così pubblico e privato possono creare sinergie vincenti. I ricercatori saranno una ventina, 8 con borse della Fondazione e 1 a tempo indeterminato. La notizia anche sul Corriere del Veneto: il Veneto tra siccità e piogge torrenziali, nasce il centro studi sui mutamenti climatici, inaugurata a Rovigo la struttura di ricerca, si parte dall'analisi di Po e Adige. All'inaugurazione del centro ieri ha partecipato con una Lectio Magistralis il professor Andrea Rinaldo, primo italiano insignito del Nobel per l'acqua. Al momento, scrive anche il Corriere del Veneto, sono 8 i ricercatori che lavoreranno nel nuovo centro studi sugli impatti dei cambiamenti climatici con il supporto dell'Ateneo di Padova e della Fondazione Cariparo. Voltiamo pagina per tornare a occuparci della politica regionale. Sempre sul Corriere del Veneto un articolo di Martina Zambon sulla guerra, così viene definita, all'interno della Lega, una guerra che arriva a Palazzo Balbi, ovvero nel cuore della giunta regionale guidata da Luca Zaia. Caner rischia la cacciata dalla giunta. Questo è il titolo sul Corriere del Veneto. Salviniani furiosi, grana per Zaia. L'assessore Caner dice: se mi ritirano le deleghe sono pronto a tornare in consiglio regionale. Per il momento sarebbero salvi invece Marcato e Bottacine, gli altri due assessori regionali che come Caner nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, sembravano essere in procinto di abbandonare la Lega, probabilmente diretti verso Forza Italia. Il commento del Partito Democratico con la capogruppo in Consiglio regionale Vanessa Camani, che dichiara: in giunta c'è una frattura non ricomponibile.
La scelta di ben 3 assessori regionali leghisti, dice Camani, di non salire sul palco di Pontida è l'emblema di uno scontro interno alla Lega che è ormai impossibile da nascondere. Ne avevamo parlato ieri sul pratone di Pontida. Domenica i 3 assessori Caner, Marcato e Bottaccin della giunta Zaia non sono saliti sul palco, un segnale politico fortissimo e molto chiaro, ma vediamo ancora cosa dice l'esponente regionale del Partito Democratico. Neppure la solita marea di slogan, promesse di autonomia e propaganda che vorrebbe far passare il tutto come normalità può riuscire a nascondere questo scontro interno alla Lega. La frattura, che incrocia anche la distanza abissale tra le richieste del Veneto e la proposta nazionalista di Marine Le Pen presente alla kermesse leghista, vede la giunta regionale spaccata in due, con ben 3 consiglieri leghisti in aperto contrasto con il presidente della giunta veneta Luca Zaia. Altro che arrabbiato, quello di Zaia appare ormai un leone solo, la solitudine di chi sa che il suo tempo è finito e osserva inerme il suo impero sgretolarsi davanti a sé. Parole durissime, quelle di Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Difficile pensare che il presidente Zaia possa continuare a fare finta di nulla, messo prima in minoranza dalla salviniana nella fase congressuale, sbugiardato poi nella linea politica sull'accoglienza dei migranti, ora addirittura apertamente contrastato dai suoi assessori sul prato più importante della tradizione leghista, quello di Pontida. Siamo alle porte di una stagione complicata, conclude Vanessa Camani, tra crisi economica e sociale, le fibrillazioni interne alla Lega sommate alle frizioni con Fratelli d'Italia e con la Forza Italia di Tosi non lasciano presagire nulla di buono. Insomma, una maggioranza in crisi, quella di centrodestra guidata negli ultimi 15 anni da Luca Zaia in Veneto. Nel frattempo è corsa alle iscrizioni a Fratelli d'Italia in vista dei congressi e si apre la sfida interna per il dopo Donat-San. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: è vietato aderire dopo il 30 settembre, questo è previsto proprio dalle regole congressuali. Cene tricolori affollate e raffica di incontri. L'assessora regionale Elena Donat-San pronta a cercare gloria in Europa, e a questo punto Enoch Soranzo, capogruppo in Consiglio regionale, punterebbe alla giunta. Quindi possibile rimpasto in vista per la giunta Zaia, in questo caso per un precoce abbandono da parte di Elena Donat-San, che starebbe guardando all'Europa. Nel frattempo registrati oltre 250 paganti alla serata di Fontaniva, nel fine settimana si replica a Monastier, quindi continuano le cene tricolori di Fratelli d'Italia. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva da Venezia, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, un articolo di Francesco Furlan. Il futuro del porto, dal Vittorio Emanuele alla Marittima, navi da crociera, bando per l'escavo. Intervento da 21 milioni di euro, il canale sarà portato a una profondità di meno 9 metri, primo passaggio di navi da crociera nel 2027. Giovedì ci sarà la presentazione dello studio per gli interventi sul canale dei Petroli. La notizia anche sul Corriere del Veneto: il porto dice e promette che entro il 2027 le navi da crociera ritorneranno a Venezia. Non passeranno più per il canale della Giudecca, perché questo è stato vietato da un decreto del governo Conte, ma invece passeranno per il canale Vittorio Emanuele, che sarà scavato per far arrivare le navi da crociera fino alla stazione marittima, via libera solo alle navi fino a 60.000 tonnellate sulla stessa rotta dei mercantili. Pronto quindi il bando per dragare milioni di metri cubi di fondali che saranno profondi almeno 8-9 metri, e il comitato No Grandi Navi sicuramente tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni. Per il momento però noi ci fermiamo qui. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.